Benvenuti, oggi è lunedì 29 aprile 2024. Il sole sorge alle 6:08 e tramonta alle 19:47. La luna sorge a mezzanotte e 42 e cala alle 9:46. Oggi si celebra Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e protettrice delle infermiere. Il nome Caterina deriva dal greco kataros, puro, dal quale prese forma Catarina. Oggi, il 29 aprile, lasciamoci trasportare dal ritmo perché è la giornata mondiale della danza. Istituita dall'UNESCO nel 1982, questa giornata celebra la danza, un linguaggio che non conosce confini. La data è scelta in onore di Jean-Georges Noverre, il padre del balletto moderno, nato a Parigi proprio il 29 aprile 1727. Andrea Agassi, soprannominato il Kid di Las Vegas, celebra oggi 54 anni. È riconosciuto come uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, con 60 titoli ATP e 8 tornei dello Slam al suo attivo. Ha accumulato oltre 31 milioni di dollari in premi e 150 milioni di dollari in sponsorizzazioni. Agassi è l'unico tennista maschile ad aver vinto ogni categoria di torneo in singolare. È stato coach di Novak Djokovic fino alla primavera del 2018. Michelle Pfeiffer, icona del cinema, compie oggi 65 anni. Ha iniziato la sua carriera dopo aver vinto un concorso di bellezza e ha raggiunto la fama internazionale con il suo ruolo in Scarface. È stata candidata all'Oscar per Le relazioni pericolose e I favolosi Baker, vincendo un Golden Globe, un BAFTA e un Orso d'Argento al Festival di Berlino. Nel 2017 ha ricevuto la sua prima nomination agli Emmy per The Wizard of Lies. Luca Laurenti festeggia oggi 61 anni. Ha iniziato la sua carriera nel piano bar e in televisione nel programma Urca su Italia 1. È stato anche parte del cast del Gioco dei Nove e ha lavorato in radio con Amadeus e Marco Baldini. Laurenti e Bonolis formano una delle coppie televisive più amate in Italia, con programmi di successo come Ciao Darwin e Avanti un altro. Il 29 aprile 1961 è una data che ha segnato un momento storico nel mondo dell'opera lirica. In quella serata, nel piccolo teatro municipale di Reggio Emilia, un giovane tenore di soli 25 anni di nome Luciano Pavarotti fa il suo debutto sulle scene, interpretando il ruolo di Rodolfo in La Bohème di Giacomo Puccini. Da quel momento Pavarotti, o come molti poi lo hanno chiamato affettuosamente Big Luciano, avrebbe iniziato una straordinaria carriera lunga 40 anni, diventando uno dei principali ambasciatori della cultura italiana nel mondo. Chi non si è mai tagliato con un foglio di carta? Ma vi siete mai chiesti perché faccia così male? Allora, il motivo principale sta nella grande quantità di recettori del dolore che abbiamo sulle mani, soprattutto sui polpastrelli, rendendoli particolarmente sensibili al dolore. E non è tutto. Nonostante a occhio nudo il bordo di un foglio di carta possa sembrare perfettamente liscio, sotto il microscopio si svela la realtà. Il bordo, in realtà, è frastagliato e irregolare, il che spiega il perché di quel dolore quando ci si taglia. Quindi, la prossima volta che maneggiate la carta, fate attenzione. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Apriamo la settimana con un'elegante luna in Capricorno, mentre la bella Venere arriva in Toro. Forza! Ariete, Venere oggi vi abbandonerà per transitare in Toro e quindi l'amore diventa oggettivo, pratico, si fa una realtà. Basterà ancora un'altra piccola sorpresa, vedrete che non tarderà ad arrivare. Toro, Venere, la vostra bella dea, sta per entrare nei vostri gradi e proprio oggi sentirete immediatamente questo forte anelito al benessere e ai sentimenti che nel vostro segno zodiacale diventano voluttuosi e imperanti. Gemelli, Venere comincia oggi a farsi un po' più emotiva, a farvi riflettere un po' sugli amori e anche su qualche amore del passato.
In voi sta albergando la voglia di rinascere sentimentalmente, stanno per arrivare i pianeti giusti che vi consegneranno ad una nuova realtà affettiva. Cancro, la bella Venere stasera torna compatibile a voi. Ebbene, è un pianeta importantissimo, visto che è potentissima nei rapporti col vostro segno zodiacale. Dall'amico Toro riuscirà a riorganizzare un po' di amicizia e di affinità elettive. Leone, la Venere si sposta in quadratura, coraggio però, questo non deve farvi pensare che ci sono delle problematiche in amore, semplicemente un momento di sacrificio in cui voi e il partner vi dovete accordare un po' di più su cose pratiche. Vergine, Venere da stasera sarà in trigono, uno stupendo aspetto che vi permetterà di nuovo di pensare all'amore, stanchi un po' di essere oberati da tutta una serie di impegni che lasciano poco spazio all'edonismo, arriva la bella Venere a ricordarvi che l'amore è una cosa bella e che addolcisce tutto nella vita. Bilancia, il vostro pianeta Venere oggi esce finalmente dall'opposizione, quindi un po' di calma, un po' di più assetto nelle vostre dinamiche affettive, anche se ancora c'è qualcosa da raggiungere come obiettivo, sicuramente gli ostacoli verranno meno. Scorpione, la bella Venere da stasera entra in opposizione, questo non significa necessariamente un aspetto negativo, piuttosto può indicarvi che l'amore è un obiettivo ancora da raggiungere, quindi coraggio, ci saranno configurazioni in cui sarà bene preoccuparsi di come dialogare bene col partner, ma in tutto ciò Venere vi vuole ricordare che c'è un'altra prospettiva. Sagittario, i movimenti dei pianeti oggi sembrano un po' trascurarvi, ma già da domani avrete una bella sorpresa, quindi adoperatevi in questo lunedì per sistemare delle cose lasciate in sospeso. Venere sospende il trigono ai vostri gradi, quindi vi lascio un po' di più a riflettere sulle dinamiche affettive del passato. Non ricommettere gli stessi errori sarà sicuramente la chiave di volta. Capricorno, la luna oggi ospita nei vostri gradi e la bella Venere in serata sarà in uno stupendo trigono dal Toro. Godetevi l'amore, in fondo ve lo meritate. Oggi un certo senso di morbidezza sarà il leitmotiv della giornata. Acquario, Venere entra in quadratura in Toro, per voi non è un aspetto decisamente positivo, ma non essendo troppo interessato ai legami stabili e sentimentali, Venere vi vuole forse ricordare che siete armati di fascino e magnetismo, probabilmente non riuscite a convincervi a trasformare una passione in un sentimento stabile. Pesci, Venere torna a essere amica ed in aspetto pratico di sestile vi aiuterà a comunicare meglio in amore. Sorridete dunque, sarà un momento in cui vi appresterete a rendere un pochino più dinamico e fluido il dialogo affettivo. Il 29 aprile 1985, alle ore 23 su Rai 2, prendeva il via uno dei programmi più innovativi e amati della televisione italiana, Quelli della notte, ideato e condotto dal carismatico Renzo Arbore, che ne era anche regista. In Quelli della notte Arbore trasformava il set in un salotto, il suo salotto, dove ospitava una parata di personaggi stravaganti e surreali. Oggi vi spiego il modo di dire "per un punto Martin perse la cappa". Questa espressione viene usata quando qualcosa si perde a causa di un piccolo errore o di un dettaglio trascurabile. Ma chi era questo Martin e come ha perso la sua cappa? Scopriamolo insieme. La frase trae origine da un racconto popolare che narra le vicende di un certo Martino, guardiano di un convento, il quale ambiva a diventare abate e per questo desiderava ottenere la cappa, cioè il mantello, simbolo della carica. Un giorno, sapendo che il padre provinciale stava per visitare il convento, decise di fare una bella figura incidendo una frase in latino sul portone del convento. La frase scelta era: "La porta sia aperta, non sia chiusa a nessun uomo onesto". Tuttavia, a causa di un piccolo errore con lo scalpellino, la frase divenne: "La porta non sia aperta a nessuno, sia chiusa all'uomo onesto". Quando il padre arrivò a lesserla scritta, andò su tutte le furie. E così, a causa di quel piccolo ma fatale errore, Martin perse la cappa, cioè la possibilità di diventare abate.
come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi ci immergiamo nella vita e nell'arte di Jacopo Robusti, meglio conosciuto come Tintoretto. Da giovane inizia a esprimere la sua passione per i colori, dipingendo le pareti del laboratorio di suo padre. Così entra nella bottega del famoso Tiziano come apprendista e dopo solo 10 giorni Tiziano lo caccia, spaventato dal talento del giovane. Tintoretto da quel momento decide di proseguire da autodidatta. Le commissioni scarseggiano a causa dell'invidia per il suo talento e fatica a emergere. La svolta arriva a 23 anni, quando il nobile e ricco Pisani gli commissiona per le sue nozze 16 tavole raffiguranti le metamorfosi di Ovidio per la sua residenza. Nel 1550 Tintoretto sposa Faustina Episcopi e insieme hanno 7 figli, oltre alla primogenita illegittima che seguirà le orme del padre. Anche il figlio Domenico lavorerà nella bottega di famiglia, ereditandola, ma senza riuscire a mantenerne il prestigio. Tintoretto ci lascia molti capolavori, tutti riconoscibili per l'uso quasi tragico e la violenza delle sue pennellate. Ci lasciamo con la frase del giorno. La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. E noi ci svegliamo ogni giorno con un unico pensiero, il nostro almanacco. Quindi vi aspetto domani per un'altra imperdibile puntata.